Prolungata sino alle 16 di domani l'allerta gialla sul Levante, arancione su tutta la restante parte della Liguria, deboli precipitazioni in mattinata. A Portofino è arrivato l'esercito, questa mattina alcuni turisti hanno lasciato il borgo sui gommoni. Senza strada, il timore per le attività del paese è che la chiusura stagionale si protragga troppo a lungo. Salvare il porto e utilizzare fondi propri. Il sindaco di Rapallo chiede una deroga al patto di stabilità per ripartire dopo la violenta mareggiata. Oggi tanti ragazzi in strada a dare una mano. Sposarsi non è celebrare il matrimonio, ma fare un cammino da io a noi. Lo ha spiegato il Papa all'udienza, completando la catechesi sul comandamento non commettere adulterio. Nella solennità di tutti i santi la gioia di un momento di grazia, la chiusura del processo diocesano di canonizzazione di Don Nando Negri, il rito in cattedrale a Chiavari domani dalle 17:30. Tutto confermato per la 10 km di Chiavari, la gara apolistica che si terrà domani con partenza e arrivo in piazza Mazzini. Attenzione ai divieti e ai cambi di viabilità per evitare intasamenti. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio oggi. Ancora il maltempo in apertura. Questa mattina la Giunta regionale ha chiesto formalmente al Presidente del Consiglio lo stato di emergenza. La richiesta è stata firmata dal Presidente Toti alla presenza del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. In apertura andiamo a Portofino, dove questa mattina sono arrivati gli uomini dell'esercito in supporto alle forze già in campo. Il borgo rimane al momento ancora isolato dal punto di vista viario, anche se alcuni spostamenti sono stati resi possibili grazie alla disponibilità della Guardia Costiera e all'apertura della strada parco per Portofino Vetta. I residenti tuttavia sono preoccupati e in particolar modo i titolari delle attività. Sentiamo. Per Portofino la conclusione della stagione turistica, che solitamente coincide con il Ponte di Tutti i Santi, è stata bruscamente anticipata. Quest'anno però insieme ai turisti stanno lasciando il borgo anche alcuni residenti che dalla notte di lunedì sono isolati. La violenta mareggiata che ha lambito le coste liguri ha fatto collassare un tratto di 200 metri dell'unica via d'accesso al paese. Questa mattina è giunto anche l'esercito a dar manforte agli amministratori locali, in primis il sindaco, che sin dalle prime ore si è adoperato per arginare gli effetti dell'isolamento. Ottenuto il presidio medico, ripristinata la corrente, resta ancora il disservizio del gas. La preoccupazione maggiore tuttavia riguarda proprio la viabilità. La prospettiva è che possa essere ripristinato entro la Pasqua 2019. Per i portofinesi un'attesa troppo lunga e il timore che il tradizionale letargo in cui il borgo piomba nei mesi invernali rischi di trasformarsi in un riposo perpetuo. Noi siamo in 6. A parte adesso chiudiamo per ferie, però in piena attività siamo 5 più noi, siamo 9 persone, devono vivere tutti, come possiamo? Bisogna darli a casa, perché costano delle baraccate di soldi poi. Che è venuto giù il muro lì dietro al castello, che non si può più passare. Quelli che vanno sul monte, vanno a Pietre Strette, vanno alle antenne e scendono di là. Adesso vediamo nei prossimi mesi come si evolve la situazione, speriamo che aprino la strada, perché senza strada qua siamo isolati, non abbiamo possibilità di lavorare. È un vero problema non avere i collegamenti verso Santa, perché logisticamente parlando portare il latte, brioche, cose è un bel problema. Adesso ci stiamo dando una mano con la capitaneria che ci ha portato loro questa mattina e cerchiamo di cavarci come possiamo. Ci sarà un battello, così dicono, per i bambini, per i ragazzi che devono andare a Santa Margherita, a Rapallo, a Chiavari, a scuola, e poi dall'altra parte faranno la spola con il pulmino che veniva qua, che adesso è proprio impensabile venire a Portofino con qualsiasi mezzo, è proprio impensabile. Questa sera alle 21 al Teatrino Comunale il sindaco di Portofino Matteo Viacava presiederà una riunione straordinaria per fare il punto dell'emergenza. Intanto il genio dell'esercito è impegnato sulla provinciale 227 per riparare i danni alle tubature del gas. Per raggiungere Santa Margherita Ligure sono disponibili negli uffici della Polizia Municipale tutte le indicazioni in merito alle imbarcazioni destinate agli spostamenti. Adesso andiamo a Rapallo, salvare il porto e utilizzare risorse proprie. A chiederlo il sindaco questa mattina durante il sopralluogo al lungomare devastato dalla mareggiata. Bagnasco chiede una deroga urgente al patto di stabilità per poter intervenire fin da subito nei luoghi più colpiti come San Michele di Pagana e via Avenaggi. Lo abbiamo intervistato. Sindaco, questa mattina come si è ripartiti? Si è ripartiti con la voglia di fare, con tantissima partecipazione cittadina, con tantissimi problemi.
la voglia ce l'abbiamo, il senso di responsabilità anche, non c'è neanche da dormirci un minuto, ma bisogna ricominciare. Oggi una buona notizia c'è, i ragazzi sono ritornati a scuola, le scuole sono aperte, noi siamo partiti un'ora dopo, siamo ripartiti per la pulizia e per la messa in sicurezza, questo è il nostro obiettivo primario. È possibile fare un calcolo dei danni? Quanti problemi avete avuto in città? Enormi, danni ingenti, sarebbe superficiale e non sarebbe corretto parlare di numeri, però parliamo di realtà. Io Rapallo la conosco benissimo, Rapallo è in forte sofferenza, una cosa sola chiediamo, la chiediamo fortemente, lasciateci lavorare, poca propaganda, tanta voglia di fare, deroga del patto di stabilità subito e la possibilità di utilizzare le nostre risorse per partire domani e rifare la città. Ci può fare un elenco dei problemi più gravi, dalle frazioni al mare? San Michele di Pagana, primario, via Venaggi, primaria, danno ambientale enorme nel nostro golfo. Salvare il porto. Porto Carlo Riva per noi è una risorsa, non tanto per il porto, per i privati, ma soprattutto per la protezione che dà. Quindi dobbiamo ricominciare, ma subito. Questa notte siamo di nuovo in allerta. Ieri il mare ha invaso la passeggiata e le attività, oggi la città è sul lungomare, sì, è così? Sì, la città è sul lungomare, abbiamo lavorato tanto per la messa in sicurezza del territorio, ma qui non è il territorio, qui non è la montagna, ma qui è il mare, che è una forza naturalmente, qui non ci sono responsabilità, questa volta non ci sono responsabilità da parte di nessuno, c'è solamente la natura non la fermi. Il porto aveva già avuto un lavoro importante di messa in sicurezza, però non è bastato evidentemente. Non è bastato, io non sono un ingegnere idraulico, ma dicono che la forza di queste onde corrisponda a più di un treno a massima velocità contro un corpo statico fermo. Di conseguenza immaginatevi la forza che ha avuto queste onde, sono 11 di 10 metri, 11 metri. Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di disincastro e di recupero di un relitto che ostruiva la foce del torrente San Francesco a Rapallo. Il personale, composto da sommozzatori e soccorritori acquatici, ha piazzato panne per contenere eventuali fuoriuscite di liquidi inquinanti. Intanto state vedendo le immagini dei vigili del fuoco. Dopodiché i pompieri hanno provveduto ad imbarcare lo scafo. I vigili si sono occupati anche di rimuovere il tendalino per permettere il recupero del gasolio e agevolare il passaggio sotto i ponti per il trasporto sul pianale del rimorchio. Le operazioni si concluderanno nella notte e per consentire questo intervento è stato interrotto il transito veicolare in via Milite Ignoto da e per Chiavari sino alla fine dell'intervento. I mezzi di piccole dimensioni possono transitare in alternativa in via Ferraretto e via Don Minzoni da e per via Aurelia di Levante. Ricordiamo che sono chiusi al traffico il lungomare Vittorio Veneto, la rotonda Marconi e il lungomare Cavalieri di Vittorio Veneto, questo per consentire i lavori di ripristino delle zone colpite dalla mareggiata. E i commercianti del lungomare di Rapallo stanno facendo il possibile per ripartire con il lavoro. Alcune attività tuttavia hanno subito danni ingentissimi. Inoltre c'è la preoccupazione di non avere più alcuna difesa dal mare dopo il crollo della diga. Sentiamo questa intervista. Questa mattina come si sta cercando di ripartire? Anche voi cosa state facendo? Che lavori state portando avanti? Cerchiamo di ripristinare tutti gli impianti elettrici, abbiamo tolto tutta l'acqua che era entrata dentro, tutto il mare, cerchiamo di salvare i mobili o le attrezzature che avevamo dentro. Vi ha danneggiato qualcosa la mareggiata? Ma soprattutto fuori, all'esterno che c'era quasi il mare, era quasi 60 cm d'acqua, e più sono gli ombrelloni, tutte le strutture che avevamo all'esterno, dentro è più acqua, siamo andati sott'acqua. I colleghi hanno avuto dei problemi anche più gravi, li avete sentiti? Sì, molto più gravi, c'è il sapore di mare che praticamente ha buttato giù tutta la veranda esterna, dentro non so se mai potrà più riaprire, purtroppo. Che sensazioni si provano questa mattina? È dura, è uno dei più, secondo me, disastri che abbiamo subito negli ultimi anni. Cerchiamo di ripartire soprattutto col turismo, noi viviamo di turismo. La vedo abbastanza dura, dopo il Morandi, dopo i lavori a Rapallo, dopo tutto, questo ci metterà in ginocchio. La sua speranza è che si possa ripartire entro quanto? Io spero subito di rimuovere almeno tutto ciò che ha portato il mare qua e ripartire tutti insieme, che abbiamo bisogno noi di tutti. Voi come cucina quando pensate di essere già attivi? Ci devono dare il via libera, quando ci dicono sì penso che per fine settimana, venerdì, sabato. Invitiamo allora le persone a venire a Rapallo? Senz'altro. Anche se c'è il fango per la strada? Vengono con degli stivali e speriamo che vengano numerosi. La preoccupazione forse è anche quella che adesso non c'è il porto, quindi qualsiasi mareggiata, questo vi preoccupa un po'? Non c'è il porto, non c'è più niente praticamente. C'è la difesa a mare? Assolutamente no, e questo ci fa molto temere il peggio.
È tempo di ricominciare. Con questa frase postata su Facebook il rettore del santuario di Montallegro, Don Gianluca Trovato, invita tutti i rappallesi e tutti i fedeli della diocesi alla celebrazione eucaristica di domenica 4 novembre per chiedere protezione, spiega, per ritrovare il cuore di una città ferita ma unita, per ringraziare anche la Madonna che nonostante il danno ingente non ci sono state vittime. Dunque domenica alle ore 16 al santuario sarà celebrata la messa e al termine verrà benedetta la città con il Santo Quadretto. E a proposito di ripartenza, la città di Rapallo prova a farlo con i suoi ragazzi. Tanti giovani residenti questa mattina sono scesi in strada per dare una mano ai volontari di protezione civile e alle forze dell'ordine. Vediamo. I cittadini di Rapallo questa mattina si sono ritrovati sul lungomare per dare una mano, è una bella sensazione questa. Avevamo tantissimo a cuore dopo lunedì sera di venire a ripulire casa nostra, perché io abito qui come tutti i ragazzi che sono qua. Quella sera che cosa hai visto? Uscito da lavoro sono venuto alle 11 qua in passeggiata, ero dall'Hotel Italia e veramente una scena apocalittica con le onde che sbattevano le barche sugli scogli come fossero coriandoli. E quindi diciamo, oggi che è il mio giorno libero da lavoro, come faccio tutte le settimane, è bello pulire casa per tenerla, perché vivere in un posto bello è più bello, e allora sono venuto. Sei anche con gli amici, ci sono tanti ragazzi qua oggi? Ci siamo organizzati in 4-5 ma ne sto vedendo tanti, siamo venuti proprio in tanti oggi. Come state dando una mano? Ma c'è da pulire la passeggiata che è così bella durante l'estate, durante l'inverno, e ci sono tantissimi detriti, tantissimi pezzi di barca, tantissime cose giornaliere, anche dei mobili così, e bisogna pulire, quindi prendi, carica sui camion e tentare di fare il più veloce possibile. Chi vi coordina qui la protezione civile? C'è la protezione civile che ci coordina, siamo arrivati questa mattina, ci hanno detto avete i guanti? Assolutamente, siete maggiorenni? Assolutamente. E quindi potete iniziare, ci sono dei capisquadra che ci coordinano, praticamente lungo tutta la passeggiata mare ci sono 4-5 punti di raccolta dove nei giorni passati sono riusciti a portare la maggior parte dei detriti, e lì coi camion carichiamo. Rapallo vuol ripartire da qui? Vogliamo ripartire. Cosa possiamo fare? Scendere in campo e pulire, togliere legno, c'è di tutto, c'è veramente di tutto, ci stiamo dando tutti da fare, noi come protezione civile, vigili del fuoco, la polizia e specialmente noi cittadini, giovani e non. Il Comune di Rapallo si sta attivando per offrire un punto di riferimento e di supporto ai privati e alle attività che hanno subito danni. L'amministrazione sta istituendo un ufficio a cui cittadini, operatori e imprenditori interessati potranno rivolgersi per chiedere informazioni in merito alla modulistica per la richiesta del risarcimento, previa approvazione dello stato di emergenza da parte degli enti sovraordinati. Saranno poi contattate le associazioni di categoria per valutare l'eventuale collaborazione nell'ambito di questa iniziativa. Naturalmente c'è il problema del recupero dei natanti, ma c'è da fare anche una riflessione per quello che riguarda l'occupazione. A causa della mareggiata, infatti, in una notte tanti lavoratori si sono visti spazzare via la loro fonte primaria di lavoro. Abbiamo intervistato un diportista. Io quando mi sono recato qua, purtroppo la barca, come vedete voi, aveva già mollato gli ormeggi. Ho sentito i ragazzi, hanno vissuto una notte d'inferno, perché alle 2:30, all'1:30, 2 hanno cominciato a mollare gli ormeggi, e come da buoni marinai si fa, si sono ospitati sulle altre barche, si sono messi tutti sulla barca più grossa, fino a quando hanno cominciato a mollare la prima barca, poi la seconda, la terza. Qual è la barca su cui lavorate? Questa qua, questa barca vela qua. E purtroppo la vedete anche voi, adesso è arenata lì. Cosa bisogna fare adesso? Adesso bisogna fare, purtroppo il problema sarà innanzitutto per i posti di lavoro di tutti questi ragazzi. Il porto ha ceduto, davanti al mare, una volta gli anziani dicevano che davanti al mare il mare non si ferma, quindi lì purtroppo queste calamità naturali sono cose che uno se le aspettava, però quando uno sente forza 8, forza 10 il mare, dice sì, ok, però magari tante volte che quei bollettini meteo non se l'aspetta, invece purtroppo stavolta è arrivato quello che non si è riuscito a fermare. Purtroppo bisogna ringraziare prima di tutto il sindaco di Rapallo, che ha fatto un gran lavoro bloccando, non facendo più entrare nessuno, la capitaneria che non ha più fatto entrare nessuno sulle barche, il porto è chiuso, e fondamentalmente non facendo più entrare le persone
dentro le barche, le cose. Chi c'era è stato salvato comunque dai pompieri che hanno fatto un gran lavoro. E quindi fortunatamente non ci sono state vittime, che quella è la cosa più importante. Le barche purtroppo si rifaranno. Ora diamo uno sguardo a Sestri Levante, dove sono partiti i primi interventi per la messa in sicurezza di alcune zone del territorio comunale colpito appunto dal maltempo. Intanto il sindaco ha già fatto richiesta a Regione Liguria per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e sono stati quantificati i primi danni. Si tratta di una cifra, scrive la Ghio in un comunicato, che supera i 4 milioni di euro per quanto riguarda la parte pubblica, a cui andranno ovviamente ad aggiungersi i danni per i privati. Gli interventi più importanti, ricorda ancora il sindaco, riguardano il ripristino e il consolidamento del muro di Renà e delle dighe di Portobello e della zona del porto, che hanno subito danni importanti. Inoltre il Comune fa sapere che sul sito istituzionale del Comune di Sestri Levante, tra le notizie in evidenza, è presente il modulo da compilare per presentare la denuncia di danno a beni privati, attività produttive e per il comparto agricolo. La denuncia deve essere presentata entro e non oltre il 28 di novembre. Dopo questa panoramica diamo uno sguardo anche alla situazione meteorologica che, come avete visto, prosegue negativamente anche per la giornata di domani. Lo facciamo in collegamento in diretta con il previsore Daniele Laiosa. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Allora, che cosa dobbiamo attenderci dal punto di vista della pioggia ma anche del moto ondoso per le prossime ore? Certo, allora dal punto di vista delle precipitazioni sono attesi ancora dei rovesci nelle prossime 12 ore. Sarà soprattutto interessata la notte il settore centrale, la provincia di Genova, possibilità comunque di un'estensione dei fenomeni anche sulle zone del Tigullio. Ora, non è chiaramente una fase severa di maltempo come quella appena vissuta, però c'è sempre da fare i conti con un terreno che ahimè al momento è zuppo e quindi il locale rischio comunque soprattutto nel campo idrogeologico di frane o smottamenti è possibile. Ecco, questo va a aggravare ovviamente un bilancio rispetto a quanto è successo. Domani mattina comunque un miglioramento, si passa a una situazione più di variabilità con precipitazioni che vanno via via a scemare. Ecco, oggi è arrivata alla nostra redazione un dato interessante. La stazione meteo di Torriglia, il pluviometro, ha registrato circa 600 mm di pioggia, un terzo della cumulata che dovrebbe cadere in un anno intero. Ecco, voi dal vostro osservatorio come avete letto i fatti meteorologici di questi giorni? Sì, chiaramente l'energia di queste perturbazioni che hanno trovato terreno fertile, per così dire, quindi un mare molto caldo, ha sicuramente amplificato dei fenomeni che sono arrivati anche in ritardo, quindi dopo quest'ottobrata che si è prolungata oltremodo, c'è stato poi, come è successo già altre annate nel 2008 piuttosto che nel 2011, uno sfogo poi repentino sia in termini di fenomeni piovosi che, come avete visto, anche di energia meccanica sprigionata dal vento. Anche la nostra centralina di Cabanne della rete Limite è arrivata a quota 700 mm per il mese di ottobre, è un valore elevato, non però così estremo nel nostro entroterra, che in occasione di flussi meridionali così intensi è capace comunque di registrare queste cumulate impressionanti. Ci sono dei fattori naturali particolari che appunto portano in questi ultimi anni a degli episodi naturali e meteorologici così intensi, quasi sempre più intensi sul territorio, secondo lei? Ma allora, il perdurare di questa alta pressione africana, non solo durante l'estate, ma come abbiamo sperimentato anche nella stagione tardo estiva o nella prima parte dell'autunno, è sicuramente un fattore anomalo che ormai si ripete da praticamente una decina d'anni, anche di più, e come dicevo prima contribuisce a preservare questo calore sul Mediterraneo. È chiaro che poi quando la sinottica favorisce questi grossi scambi di massa d'aria avviene sicuramente un'amplificazione della perturbazione o della depressione che, come nel caso appunto di lunedì, ha presentato caratteristiche simili praticamente a un ciclone tropicale.
Bene, grazie a Daniele Laiosa e tutto il gruppo del Centro Navi Meteo di Chiavari, buon lavoro. Ecco, scusa Maurizio, sì? Ti volevo chiedere solo un minutino perché non ho fatto un accenno del mare perché giustamente me l'avevi chiesto. C'è da dire che lo scirocco questa notte prenderà vigore accompagnato da queste precipitazioni, pertanto si prevede un'onda chiaramente molto più modesta rispetto a quelle registrate lunedì, però possiamo arrivare a mare agitato con un picco d'onda anche di 3 metri che potrebbe in qualche caso chiaramente comportare qualche problematica rispetto al litorale fragile. Ecco, solo questo volevo aggiungere. Bene, grazie per la precisazione, buon lavoro allora. Grazie e buon proseguimento. Le condizioni meteo avverse di questi giorni hanno aggravato la situazione di pericolosità del cimitero di Lumarzo e dunque in considerazione con le 2 giornate di festa per tutti i santi e per la memoria dei defunti, il Camposanto resterà comunque aperto alle visite e sorvegliato nei seguenti orari, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Dal 3 novembre invece verrà chiuso per permettere le operazioni di messa in sicurezza. È tornata l'energia elettrica in Valle Sturla, nel comune di Borzonasca. A garantirlo oggi il sindaco Giuseppino Maschio dopo aver sentito i tecnici dell'Enel. Ricordiamo che nelle ultime ore il problema dell'assenza della corrente elettrica aveva riguardato molte frazioni del comune di Borzonasca. Siamo adesso all'informazione religiosa. Il Papa questa mattina in udienza ha completato la catechesi sul sesto comandamento, non commettere adulterio. La nostra chiamata originaria, ha detto Francesco, è all'amore sponsale pieno e fedele che Gesù ci ha rivelato e donato. Il pontefice ha spiegato come una persona adultera e lussuriosa e infedele sia immatura perché tiene per sé la propria vita e interpreta le situazioni in base al proprio benessere e al proprio appagamento. La sintesi della Radio Vaticana. La nostra chiamata originaria è all'amore sponsale pieno e fedele che Gesù Cristo ci ha donato. Così il Papa all'udienza generale, completando la catechesi sul sesto comandamento, non commettere adulterio. Il riferimento è alla fedeltà matrimoniale che, ha spiegato, porta a soffermarsi sul suo significato sponsale, riguardante pure ogni vocazione cristiana, compresi sacerdozio e verginità consacrata. Il comando di fedeltà è infatti destinato non soltanto agli sposi ma a tutti, perché è una parola paterna di Dio rivolta ad ogni uomo e donna. Per sposarsi non basta celebrare il matrimonio, occorre fare un cammino dal io al noi, da pensare da solo a pensare in due, da vivere da solo a vivere in due. È un bel cammino, un cammino bello. Quando arriviamo a decentrarci, allora ogni atto è sponsale. Lavoriamo, parliamo, decidiamo, incontriamo gli altri con atteggiamento accogliente e oblativo. E andiamo in Pakistan, andiamo sul sito della Radio Vaticana. È stata assolta Asia Bibi. La Corte Suprema del Pakistan ha assolto oggi Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per la presunta blasfemia nel 2010. Ordinato il rilascio immediato, le prime reazioni del marito e della figlia all'associazione Aiuto alla Chiesa che soffre: non vedo l'ora di riabbracciare mia madre. Ci sono state tuttavia manifestazioni di protesta di gruppi di estremisti, manifestazioni che sono esplose in tutto il paese. Tuttavia la liberazione di Asia Bibi è un segno di speranza per il Pakistan, ma per il mondo intero. Ora diamo uno sguardo alla giornata di domani in diocesi, una giornata importante, solennità di tutti i santi. Si concluderà la fase diocesana della causa di canonizzazione di Don Nando Negri. Alle 17:30 in cattedrale a Chiavari il vescovo dichiarerà con un decreto che l'inchiesta è definitivamente conclusa. La chiusura è pubblica, pertanto Monsignor Tanasini invita tutti i fedeli, in particolare tutti coloro che hanno conosciuto il sacerdote. Alle 18 seguirà la messa. Proponiamo adesso un breve filmato nel quale Don Nando racconta le fasi iniziali di una delle sue opere materialmente più visibili, Il villaggio del ragazzo. Nel 45-46 il Papa Pio XII aveva lanciato proprio una campagna
salviamo il fanciullo. E ogni vescovo ha cercato di praticare questa parola di impegno lanciata dal Papa, e allora Monsignor Casabona, camoglino di puro sangue, ha chiamato me e poi altri sacerdoti per occuparsi dei ragazzi di allora. Il villaggio ha le sue prime origini a Lavagna, presso un'opera pia che c'è tuttora della Casa Divina Provvidenza. Successivamente abbiamo tentato di affittare una villa l'attività non era limitata naturalmente alla parte sanitaria o alimentare. Anche allora l'ispirazione era una sola, quella di amare i ragazzi nel nome del Vangelo. E qui abbiamo avuto un fiorire di persone volontarie che si sono veramente sacrificate per aiutare questi ragazzi. Dunque domani Telepace trasmetterà in diretta dalle 17:30 il rito di chiusura del processo di canonizzazione e la messa. A seguire dalle 19 proporremo una delle ultime interviste a Don Nando Negri. Subito dopo andrà in onda il lungometraggio L'opera sorprendente della regista Gabriella Bairo Puccetti, un filmato che ripercorre in modo suggestivo la vita e le opere del fondatore del Villaggio del Ragazzo. Naturalmente tutto questo su Telepace 1 al canale 15. Venerdì 2 e sabato 3 novembre saranno pagate regolarmente le pensioni in tutti gli uffici postali del Levante. A Portofino, che è rimasta isolata dal maltempo, il 2 novembre l'ufficio postale di via Roma 36 sarà aperto al pubblico a partire dalle 10 per il pagamento delle pensioni per i servizi postali. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione delle istituzioni locali e della Capitaneria. Per le giornate successive, salvo condizioni meteorologiche che impediscano l'accesso all'ufficio, dovrebbe essere rispettato il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45, il sabato sino alle 12:45. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace e vediamo tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 1 novembre. Dalle 9 alle 14 sarà aperto al pubblico il Museo Archeologico di Chiavari e su prenotazione verrà messa a disposizione dei visitatori il servizio didattico gratuito. Prosegue a Villa Tigullio e Rapallo la mostra I segni della guerra dedicata alla storia della città negli anni del primo conflitto mondiale. Orario di apertura 9:30 a 12. Nei locali del Circolo Pescatori Dilettanti Chiavaresi alle 13 si terrà un pranzo benefico a cui seguirà una lotteria. Tutto ricavato sarà devoluto al Comitato Assistenza Malati Tigullio. Al Centro Benedetta Acquarone di Chiavari dalle 20 alle 21:30 l'Associazione Regionale Club degli Alcolisti in Trattamento terrà un incontro per aiutare le famiglie con problemi legati all'alcol. Vediamo l'agenda per venerdì 2 novembre nella Galleria d'Arte Cristina Busi di Chiavari dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19:30 sarà visitabile la mostra personale del pittore chiavarese Mario Rocca e alle 21 al Teatro Comunale di Sori prosegue la stagione 2018-2019 di Sori Teatro con la rappresentazione della nascita della tragedia a cura del regista Peter Stein e con la collaborazione del Goethe Institut Genoa. In considerazione del maltempo, il Comitato Fuochi San Maurizio di Monti a Rapallo ha annullato la castagnata prevista per domenica prossima nell'area ludico-sportiva della frazione. Siamo ai temi sportivi. È stata confermata per la giornata di domani, dalle ore 10, la quarta edizione della gara podistica da 10 km di Chiavari. Partenza e arrivo fissate in piazza Mazzini, nel cuore del centro storico e commerciale della città. Il percorso sarà esteso e richiederà diversi provvedimenti al traffico. Abbiamo chiesto al comandante della Polizia Municipale quali percorsi alternativi siano stati previsti. Vediamo.
come cambierà la viabilità? Sì, praticamente la gara podistica si svolge su un anello molto grande che va dal lungomare a Via Prandina, Corso Buenos Aires. La viabilità quindi sarà praticamente vietata su tutte le strade dove passeranno i podisti, salvo qualche caso, salvo mezzi di emergenza, per cui si interrompe anche la gara, o in casi particolari si vedrà il da farsi, ma diciamo è vietata. E cerchiamo di lasciare dei percorsi alternativi, cioè lasciamo il casello dell'autostrada è libero e un percorso alternativo è quello dell'Aurelia, perché praticamente mettendo via Romana a doppio senso per quelle 2 ore si può salire e scendere dall'Aurelia da lì, quindi da Piazzale della Franca, via Castagnola, circonvallazione, si può bypassare tutta la città di Chiavari, quindi chi percorre l'Aurelia da Sestri verso Rapallo o viceversa non dovrebbe avere se non qualche piccolo rallentamento, questo ci dovrebbe aiutare. E poi ci saranno alcuni punti in cui pur passando la gara non ci sarà una chiusura totale, tipo da via Brizzolara per andare verso il mare, ma tra un podista e l'altro ci saranno i nostri uomini che cercheranno di far passare, e io spero che la giornata festiva ci aiuti anche. Qual è l'orario? A che ora inizia la gara e a partire da quando appunto le strade iniziano ad essere bloccate? Diciamo, l'orario previsto è 9:45 11:45, quindi sarebbero 2 ore. Calcoliamo anche un po' prima, un po' dopo, ci può essere qualche ritardo nella partenza, ma io spero che a mezzogiorno sia tutto finito bene. Quindi riguarda soltanto la mattinata, il pomeriggio è tutto ripristinato regolarmente? Sì, riguarda soltanto la mattinata, il pomeriggio è regolare. La partita tra Virtus Entella e Pisa di domenica 4 novembre non sarà rinviata. A deciderlo oggi la Lega di Serie C, con la motivazione che il match non pregiudicherebbe comunque l'eventuale riammissione della società biancoceleste in Serie B. Di certo l'Entella continuerà la sua battaglia, ha risposto oggi con un comunicato il presidente Antonio Gozzi. Siamo vittime di una grande ingiustizia, abbiamo diritto a stare in Serie B, essendoci stata una sentenza del collegio di garanzia del CONI che ha detto che l'Entella deve essere riammessa nel campionato cadetto. Una sentenza esecutiva, ricorda ancora il presidente Gozzi, dello scorso 19 settembre che non è mai stata ottemperata. Un fatto molto grave, conclude, che configura un danno enorme per la nostra società. Con questa notizia si conclude il telegiornale, vi lascio seguire una nuova puntata di Missione Mondo. Questa sera potete ascoltare l'intervista che Don Siriac Bigirimana ha fatto con padre Ibrahim al-Sabag, parroco di Aleppo in Siria, che quest'estate è stato in visita nella nostra diocesi. Per quanto riguarda l'informazione continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com, con i nostri telegiornali ci ritroviamo venerdì. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.